mentre sentite la musica di sottofondo va detto che il Jazz and Wine 2014 si svolge nel clou della sua location, che è proprio il Jazz and Wine per eccellenza. Allora noi ci siamo, sono le 23, quasi le 24 di sabato sera, siamo andati a sentire un po' i pareri prima del concerto, anche se la musica la potete ancora ascoltare, per il fatto che la gente c'è, il pubblico, come si dice, è presente e non resta che andare a sentire i commensali, cioè coloro che suonano, per capire il perché di questo live unico nel suo genere. Conosciamo questi due nuovi amici che si esibiscono stasera in occasione di Jazz and Wine 2014 a Cormont. Allora, io sono Giulio Scaramella e lui è il nostro amico Giampaolo Brac alla fisarmonica. Questo è già il terzo anno per noi qua. Siamo un duo che fa coppia stabile da 4-5 anni, suoniamo un repertorio abbastanza vario che va dagli standard, dalla musica francese, visto anche lo strumento. Qualche commento sulla serata? Cosa ci proponete questa sera? Guarda, abbiamo appunto un repertorio abbastanza vario fra il bebop, quindi brani di Charlie Parker come Donna Lee e Confirmation. Poi abbiamo qualcosa di francese che suonerà lui anche da solo. Poi abbiamo della musica di Thelonious Monk e forse avremo anche dei brani originali scritti da me e da lui. Non resta che dire via le danze. Via le danze. Intervistiamo lui, poi iniziamo. Allora, l'armonica, cosa dice l'armonica? Ma l'armonica è uno strumento un po' insolito per questo tipo di musica, però... Perché il jazz non si sposa con l'armonica o perché... si sposa, però ci sono pochissimi che lo fanno, molto pochi purtroppo. Quindi la cultura bisiaca, possiamo dire. Sì, il fatto è che non avendo punti di riferimento è un po' anche difficile un approccio con questo strumento. E la musica è anche inventiva, no? Chiaramente. Allora ragazzi, io vi lascio alle danze, non resta che dire let's go. Grazie.